Amici bellini, io ve l'avevo promesso un video speciale perché ci avviciniamo a Juventus-Napoli. E allora, tech, e voi scaricate OneFootball perché OneFootball vi aiuta a sapere le notizie principali. Ci sono stati i sorteggi, ci sono altre cose interessanti, CR7 contro Messi, ma noi di CR7 dobbiamo parlare, ma non tanto per questa cosa della Champions che purtroppo non ci riguarda, ma perché Juventus-Napoli. Cominciamo. Come vi avevo promesso, è un momento speciale, specialissimo per questo canale, lo vedete già in questa specie di telefonino virtuale che ho organizzato. Simone Absim del canale Absim, ovviamente tifoso della Juventus ed esperto di cose di tattica, ed ecco perché, non fare quella faccia perché ecco perché lo abbiamo invitato. Simone, saluta gli amici. Ciao da Absim e grazie a te Valerio per avermi ospitato, è un vero piacere attraversare l'oceano per ritrovarmi poi in Campania, visto che io sono di Benevento, ma tifoso sempre e soltanto della Juve da bambino. Allora passiamo subito al pezzo forte perché la gente è in ansia. Questo sempre noi anticipiamo certe discussioni perché ci sarà un secondo tampone per il Napoli che è stato effettuato, se non sbaglio oggi, ci saranno i risultati domani, quindi ipotizziamo che vada tutto bene e che si giochi. La domanda mia principale è: come sta Dybala? Allora, a parte il Covid, Dybala sta bene, nel senso che si sta allenando normalmente, però non so se contro il Napoli potrà partire titolare. Non credo sinceramente, perché non penso che stia in forma al punto da partire subito. È chiaro che ci sono le 5 sostituzioni, però se parti titolare 50-60 minuti li devi saper fare, altrimenti meglio di no. E siccome era un infortunio muscolare, meglio che parta magari entrando in campo a partita in corso, quindi faccia magari prima una mezz'ora. Poi non credo che sarà convocato dalla nazionale, per cui anche per evitare che si forzi troppo la mano, poi ci sono 2 settimane per fargli ritrovare la forma fisica, insomma andiamo cauti. Giusto. E magari col Napoli lo facciamo entrare già sul 2-0. No, scherzo. Eccolo là. No, è perché poi ritorniamo anche ai discorsi, ricordo quando si forzò con Dybala l'anno scorso, forse è Sì, meglio l'ultima non... partita con Lione è andata proprio questa, proprio quello è il problema. Quindi come consiglio Però lì c'è il personale, discorso che la non Champions forziamo. si sperava potesse essere lunga e invece è durata solo 90 minuti, è stato veramente uno spreco. Quindi, non avendo Dybala, mi dici praticamente non informazione nell'11 iniziale, si può dire quasi al 100% non partirà titolare. Puoi ipotizzare la conferma di Ronaldo Kulusevski in attacco? Noi come Juventini stiamo discutendo molto di questo, perché Ramsey ha giocato molto bene con la Sampdoria e molto bene anche con la Roma, nonostante non sia stata una partita brillante della Juve. E allora stiamo dicendo: come fai a togliere Ramsey dal campo, nonostante lo volevamo vendere perché l'anno scorso aveva deluso? Però obiettivamente è l'uomo in più. Pirlo gli ha trovato il ruolo. Kulusevski è piaciuto tanto contro la Sampdoria, quasi allineato con Ronaldo, quasi allineato un po' più dietro e comunque dall'altra parte, mentre non è piaciuto, molti l'hanno addirittura bocciato, un po' più arretrato esterno a destra. Però appunto devi far convivere, cioè Morata, secondo me Morata è stato un azzardo contro la Roma per 2 motivi: perché non aveva avuto la possibilità di allenarsi abbastanza ed entrare un po' nei meccanismi, e perché alla fine la Roma è stata abbastanza rintanata dietro ed era meglio togliergli il punto di riferimento ai difensori centrali. Ecco. Quindi dipende che tipo di partita farà il Napoli. Io, vedendo spesso il Napoli, penso che sia una squadra più a proiezione anteriore rispetto alla Roma, per cui difficilmente il Napoli si chiuderà dietro. In questo senso dovrebbero esserci meno giocatori praticamente impiegati nella zona arretrata del Napoli da parte di Gattuso, per cui Morata ci potrebbe stare in questo senso. Dovremmo riuscire a trovare comunque gli spazi, pur avendo un attaccante che sta un po' più fermo, un po' più statico e crea un punto di riferimento che magari va proprio uomo su uomo. Per cui secondo me avrebbe senso confermare Morata, se il ragionamento che fa Pirlo è questo qua, e quindi Kulusevski potrebbe andare di nuovo a destra a centrocampo a fare la fascia, con comunque Ramsey sulla tre quarti e a sinistra a quel punto Quadrato, perché a sinistra noi abbiamo l'infortunio di Alexandro e non abbiamo un vero sostituto. E infatti, perché il giovane è stato utilizzato nella prima partita, e quindi c'è la squalifica di Rabiot, giusto? Quindi Sì. non avete quella opzione a centrocampo e sarà una vera e propria partita a scacchi a questo punto, perché è vero quello che dici tu, il Napoli sta dimostrando un atteggiamento molto più offensivo rispetto al finale di campionato dell'anno scorso perché c'è Osimhen.
o Osimhen, come dovremmo chiamarlo. Però non sappiamo ancora, perché non abbiamo avuto ancora la prima partita contro una squadra, contro una big, e quindi non si sa. Io ho visto Gattuso un pochino dubbioso, che sta pensando comunque all'equilibrio, voleva inserire Lobotka già subito nel secondo tempo contro il Genoa, quindi veramente non so se ipotizzare la conferma del 4-2-3-1 o il ritorno a un 4-3-3 un po' più bloccato con un Demme o un Lobotka che faccia da primo schermo o da primo regista, invece dei due registi Zielinski e Fabian, che darebbero meno punti di riferimento anche sotto questo punto di vista. Sicuramente darebbero meno punti di riferimento, infatti io temerei Zielinski nel caso e gli metterei quasi un uomo diciamo appresso, che nel caso potrebbe essere Bentancur, che gioca titolare al posto di Rabiot. Ecco. Dall'altra parte forse è confermato McKennie. Pirlo ha fatto capire che Arthur deve stare un altro po' di tempo e poi potrà partire titolare, anche se è il giocatore più pulito che abbiamo in impostazione, in conduzione della palla, anche per volendo anche per superare proprio la linea di pressing, perché alla fine ha ottime movenze. E poi per quanto riguarda diciamo questo per il centrocampo, quello che dicevi, però secondo me Gattuso è uno abbastanza, cioè io lo stimo tantissimo Gattuso e penso che sia una persona molto intelligente, un allenatore molto intelligente, per cui come giustamente dicevi non l'ha vista tanto di buon occhio questa vittoria col Genoa, perché si capiva che non era una partita allenante. Allora lui avrebbe voluto altre indicazioni probabilmente sul centrocampo, sull'attacco. Uscire con un 6-0 prima di partita con la Juve può essere pericoloso, al di là adesso dei tamponi, quindi può darsi che faccia dei cambiamenti rispetto alla partita col Genoa, proprio perché non vuole prendere come riferimenti quelli là. Però penso che la Juve metterà centrocampo a 2 per forza, perché Pirlo l'ha detto, dovrebbero essere McKennie, Bentancur, con Arthur in panchina che poi subentra. E se ci sarà Zielinski sarà un pericolo e dovrà essere brava anche la difesa poi ad accorciare e stare attenta agli inserimenti, perché lo conosciamo bene che è pericoloso da quel punto di vista. Certo. Vabbè, lì ci sarà un ballottaggio secondo me per quanto riguarda la posizione di Zielinski. Io credo che non sia in discussione il fatto che parta tra i primi 11, ma si sta ragionando sulla possibilità di metterlo al posto di Insigne, quindi un po' più avanzato, e si sta giocando in questi minuti il posto con Elmas, che probabilmente è il primo indiziato. Credo che piaccia molto a Gattuso, sta piacendo molto anche a noi tifosi, perché è mentalizzato, ha lo spunto, il dribbling, ma offre un po' più di garanzia a livello di copertura. E quindi quando metti Elmas e vuoi confermare Mertens dietro Osimhen, allora ti garantisci quella possibilità di un 4-3-3 che può diventare 4-2-3-1 in corso d'opera a seconda delle fasi di gioco. Sarà, mamma mia, io al di là veramente, per la prima volta c'è la rivalità sportiva, c'è quella cosa che è la partita forse più importante dell'anno per noi, però io sono proprio curioso tatticamente, perché non conosco bene Pirlo, stiamo imparando a conoscere Gattuso, però sarà secondo me una cosa avvincente. Non so tu che ne pensi? Sì, sono d'accordo. A me il Napoli di Gattuso piace tanto. L'anno scorso è subentrato, ma ha costruito una grande squadra. Non so neanche se ha ripreso più le cose che aveva fatto Sarri o se ha lavorato su quello che aveva fatto Ancelotti. Non lo sono ancora riuscito a capire. Però i numeri del Napoli sono sempre stati di vertice. Le classifiche di rendimento hanno sempre visto possesso palla, precisione dei passaggi, numero di passaggi in Serie A sempre al top. Ed infatti anche la finale di Coppa Italia, che è stato il momento apice proprio del Napoli di Gattuso, ci ha visto soccommettere anche se ai rigori. Quindi sì, la curiosità ce l'ho pure io. È Pirlo contro Gattuso, che sono grandi amici, anche se non la vedranno in questo modo, perché ovviamente penseranno ad allenare. Però avevo anche una domanda, o meglio ho una curiosità, proprio un dubbio su come gestirà il Napoli questa cosa, l'ampiezza, perché una cosa Pirlo la sta facendo capire, che lavora tanto sull'ampiezza. La Juve è molto larga e quindi mancando Insigne, che è uno che parte naturalmente dall'estremo, potrebbe esserci una difficoltà per il Napoli magari a dover rincorrere sull'esterno il nostro esterno, che diciamo come terzino, ma che in realtà non ce l'abbiamo più perché ci mettiamo più o meno con difesa a 3, quindi diciamo che se fosse Kulusevski magari a destra o Quadrato a sinistra, che nel ricevere palla potrebbero trovarsi senza uomo e aprire un po', poi per creare dei varchi centrali. Si potrebbe creare questa situazione. Come si fa? Guarda, è interessante perché nelle ultime 2 partite, ora al di là del
della non perfetta forma di Mario Rui, Gattuso ha puntato su Yusai come terzino sinistro, che è un adattato su quella fascia, che però ti garantisce un minimo più di equilibrio, e credo che sia la ricerca continua, no, di Gattuso, che si sta scoprendo ripuntando su un 4-2-3-1, e allora vuole magari che non entrambi i terzini scendano e vadano almeno a turno. Stiamo creando la nuova catena che per anni è stata la catena di sinistra con Gulam, Hamsik, Insigne, e poi è diventato Zielinski, Mario Rui, Insigne. Adesso stiamo cercando di spostare tutto a destra con Di Lorenzo, Lozano, quindi la nostra ampiezza si garantisce su Lozano, che parte più largo e poi si accentra, sempre a seconda dei movimenti che farà Osimhen, e un pochino più di copertura dall'altra parte. E avrebbe anche senso, visto che sulla vostra destra ci sarebbe un Kulusevski che offende di più, mentre Quadrado che sta su... Quadrado è interessante perché sta sul piede opposto e quindi potrebbe... Sì, diciamo che ha comunque un freno dato dal fatto che davanti a Ronaldo. Ecco. Kulusevski praticamente non ha nulla davanti, cioè fino alla bandierina può andare dove vuole, quindi sì, noi siamo più sbilanciati, ma noi la scorsa stagione abbiamo sempre giocato impostando da destra, e quest'anno di nuovo su 2 partite, 2 volte il giocatore con più tocchi, più passaggi è stato Danilo, che resta basso dietro. Quindi sì, forse andiamo a simmetria da questo, cioè ci bilanciamo, e potrebbe essere anche un problema, nel senso che poi non emergono i valori. Però da un'altra parte abbiamo entrambi le contromisure, Juve e Napoli, rispetto all'avversario, pare. Dovrebbe essere così. E poi per la difesa centrale su Osimhen dovrebbero giocare sempre Bonucci e Chiellini, che sono i titolari. Però prima o poi giocherà Demiral, che è un bel mastino ed è uno che in marcatura e in anticipi, cioè Demiral praticamente non fa passare nulla quasi, anche se deve crescere perché è ancora giovane. Io lo preferirei, molti tifosi lo preferirebbero, perché Bonucci e Chiellini hanno fatto il loro tempo e hanno ormai dei difetti. De Ligt purtroppo è infortunato ed è quello veramente forte. Può darsi che magari proprio col Napoli giochi Demiral, però la vedo difficile. Allora Simone, noi, dato che siamo purtroppo, io sono in ritardo con il mio schedule, ti ringrazio, ti lascio ipotizzare un 11 iniziale e poi saluta gli amici. Poi dopo magari faremo una seconda parte per entrambi i canali, poi ci organizziamo, gli amici seguiranno. Iscrivetevi a Simone Absim, se non lo siete ancora siete completamente pazzi. Vai Simone con la formazione e i saluti finali. E naturalmente iscrivetevi a Caffè Napoli 1926, perché ottimi contenuti, come avete potuto vedere, si è parlato di cose importanti. Allora, la formazione della Juve secondo me contro il Napoli sarà la stessa che abbiamo visto contro la Roma, quindi Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Quadrado, Kulusevski, tranne appunto Bentancur, McKennie, Bentancur al posto di Rabiot che è squalificato, con poi davanti sì, abbiamo detto quindi Kulusevski, McKennie, Bentancur, e mi sono perso qualcuno. Chi sono? Ramsey, chiaramente Ramsey dietro Morata e Ronaldo, mi ero dimenticato Ramsey, quindi questa. Benissimo. Sì. Ragazzi, a voi i commenti in basso, perché ci sarà da divertirsi al di là del risultato e della rivalità sportiva che resterà sempre bella presente, però c'è il rispetto per chi fa il mestiere dello youtuber con passione e competenza. Questo mi fa piacere. Concordo, confermo e reciprocamente sottoscrivo. Benissimo, grazie a tutti, un bacio amici bellini, già sapete. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.